Io mi alzo tutti i giorni all'alba per andare a guadagnare questi per te. E tu mi ripaghi in questa maniera. Io sono stata in pensiero tutto il giorno, sapendoti a casa malato, e ti vedo rientrare dalla porta dopo di me. Perfetto. No, l'ha fatto lui. Però scusa se ti ho detto una bugia. Per favore, nonna, non piangere. Dove mi hai portato? Lo vedrai. Oh, sì. Oh, sì. E ci dissi, che hai a fare? Tu che sai tutto, tu che sai perché mi trovo un da stupiccato, che hai a fare? Ida non mi rispondevi. Ma così fai tu, eh? Più la gente ti crede, più ti stai muta. Con te stai parlando, rispondi. Ma sera incontrai la mia compagna, manco l'aveva conosciuto, tanto era vestuta buona. Mi disse, ma che fai? Ma tu potresti sapere tutto che tu vuoi. Cammina con mia. Onde? Cammina con mia. Così, così, così. Non dire niente di che tu io ti hai detto. Annuncio. Tenetelo per te. Ah. Dimenticavo una cosa. Ci aveva segnato un conto mio, un conto che mi serve. Bene, i figli non si parlano. Quando venissi, ma lei signorina ancora ancora è tutta ciccigna, tutta mucciocuglia. Lei per esempio è come una mambaricchia che solo ci avvicina un bosporo, altro a gamba tutta. Non l'ho capito, vero che c'è fuoco. Mostaccio, lei vede ancora è potabile, Sì. va? Si facesse osservare, signorina, si facesse osservare. Ma mi affronto. Non si affrontassi, si facesse osservare. Allora ti reggio. Tutta una vuota. Sì, si mettesse da cuccia. E mettesse dall'altro lato. Dal cuscino masquale. Sì, se girassi al contrario, la partita a parte. Se girassi, E comunque, aspetto fisico a parte, intendo dire, la verità è che ho perduto i miei sogni strada facendo. Non ci vuole poi molto, sai? Basta l'occasione giusta al momento giusto. La crisi esistenziale che galoppa all'impazzata nella tua vita. Tu che non sai da che parte andare. Il consiglio di una persona di cui ti fidi proprio quando sei più stanca e vulnerabile.
vuole solo un attimo. E nel mio mestiere, anzi nel tuo mestiere, non c'è poi tanto, no? Ce ne sono tanti di questi momenti. Sì, è vero. Sono rimasta la ragazza frizzante ed effervescente di una volta. Ma guardami! Sempre il tipo per una scatola di cemento come questa. Luce, silenzio! È da cosa che una piglia mindemo, sa mettendo testa e cammina, no? E che sei Ruscia? Che cosa? Mi sa, non si è caputo. Ruscia, silenzio. È da cosa che una a piglia in terra, si impone e si mette in testa, no? E poi si muove. E così, no? E poi quando è finito, piglia giuscia a spuni e la posa in terra. Perciò la giuscia consiste di essere... Che cosa? Oh, è giuscia, eccellenza! Ci assomiglia. Deve essere suo padre, uomo all'antica, vecchio stampo, si vede? Sì, veramente è la mia signora. È che per noi mamme i figli restano sempre bambini. È il latte di mamma che chiama. Ho sbagliato, lo so, ma l'ho fatto per il tuo bene. Solo perché le sarai sbucciate, le potrò disinfettare la ferita. E fammi accendere, va? Questa che volere, magolere. Io invece femminuccia. Come si sa sapere chi è femminuccia? Perché non c'hai bisogno? E ne spuna me, tu denunzia me. Sì, io denuncio lei. E ne spuna io. Che tu prima ti metti a fare figli miei, tu mi città e poi lascia figli come da prima. E spune te, ruscina, vergogna. Tata draco noi. Che cosa? Bavangolo! Signora! No, amore, fortunatamente no. E lei chi è? Il bidello? Amore? Sì? Va bene, ci vediamo a casa, va bene. Che carino. Allora mettiamola così, Tu sei stanco e lo sai come sono io, Sola! Sola, capito? Sola mentre cerco di crescere quel ragazzino che è anche il tuo. E non cercare di far credere che qui la vittima sei tu, perché non ti credono neanche i miei. Quello che vorrei farti capire è che quello di cui abbiamo bisogno qui non sono solo i soldi. Non siamo alla Caritas, non siamo due poveri bisognosi. Due cuori e una capanna, non te l'hanno mai insegnato, Che cosa se ne fa, Riccardo, dei tuoi soldi quando quello che desidera è solamente un po' di attenzione da parte tua? Che cosa me ne faccio io di questa cazzo di casa? Quando quello che vorrei è che tu mi chiedessi con tutto il cuore